Andrea Tonello è pronto a partire nuovamente per l'Ungheria. Dopo il viaggio in macchina di 15 ore fatto in fretta e furia per rivedere sua figlia Chantal, rapita dalla mamma 13 anni fa, il papà padovano tornerà presto a Mesotour per cominciare un nuovo percorso, per ricostruire da capo un rapporto con la bambina che oggi ha quasi 14 anni. Per tutto questo tempo Chantal ha vissuto come una latitante, reclusa in casa senza mai uscire, sconosciuta allo Stato ungherese dove non risulta nemmeno registrata l'anagrafe. Il papà ha il dubbio che non sia mai stata visitata da un medico. La madre l'ha nascosta al mondo. Pur con grande dolore e fatica Andrea Tonello ha lasciato Chantal in Ungheria dalla nonna. La bambina è ancora molto spaventata e intimorita e non voleva forzare un rientro in Italia. Un gesto d'amore estremo di questo papà che ha lasciato la libertà di scelta a Chantal, una libertà che lei non ha mai avuto. Devo capire che grado di istruzione ha, devo iscriverla a scuola lì, perché è lì che dovrà andare avanti, nella speranza che accetti di venire qui in mezza giornata, 2 giorni con la sorella, o che intanto andrò su io a farle conoscere la sorella, la mia nuova compagna. Andrea ha mostrato una foto della sorellina Chantal e questo potrebbe aprire uno spiraglio di speranza di un possibile ritorno in Italia della 14enne che non è mai nemmeno andata a scuola. Il padre le ha fatto dei regali e sta cercando di farle capire che in questi anni non l'ha mai abbandonata come la mamma le ha fatto credere, ma anzi non l'ha mai smesso di cercarla. Io pensavo che i miei regali, li buttasse via. Invece mi ha risposto: è troppa roba, non posso accettarla. E faccio: tu prendila, leggi un po' alla volta, la usi un po' alla volta, chiedi alla nonna se ti porta in un negozio, ti prendi quello che vuoi tu, una maglietta rossa, un pantalone giallo, fai quello che vuoi tu. Per una volta nella vita sei tu il soggetto.